L'intitolazione potrebbe essere proprio Opera Museo del Duomo Auditorium Tina Anselmi. Portare a compimento il progetto, fermo dal 2008, di ricostruzione dell'ex Cinema Pio X, ricavandone un auditorium da 400 posti in centro città e un museo per custodire i tesori artistici del Duomo settecentesco. La volontà è stata messa nero su bianco in questi giorni grazie al protocollo firmato da Diocesi di Treviso, Parrocchia del Duomo, Comune di Castelfranco e Conservatorio Musicale Agostino Steffani. La diocesi partecipa volentieri a questo progetto perché fa parte delle sue funzioni proprio istituzionali, è il bene artistico, i beni artistici, le chiese, le opere d'arte e le strutture della chiesa sono a disposizione delle funzioni della chiesa, della liturgia, della vita di fede, ma soprattutto al bene di tutti. I soggetti istituzionali coinvolti lavoreranno per recuperare i finanziamenti necessari all'intervento, che potrebbero derivare dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Prioritariamente interessato alla realizzazione dell'auditorium il Conservatorio cittadino. Questa iniziativa si pone in sinergia con il progetto di Cittadella della Musica e fa leva sul valore pubblico dell'istituzione culturale del Conservatorio come volano per il territorio, per la crescita culturale. Il nostro auditorio, che era pensato nella sede per la quale abbiamo avuto un finanziamento di 10 milioni di euro, per il momento rimarrà in sospeso e valutiamo assieme a questa sinergia con diocesi, parrocchia e città di Castelfranco di sfruttare questa opportunità. Opere d'arte, archivio storico, antichi testi musicali dovrebbero invece trovare posto nel Museo del Duomo, la cui realizzazione si interruppe, come per l'auditorium, con la crisi economica iniziata nel 2008, ma l'obiettivo di arrivare al suo compimento non è mai stato accantonato. Il progetto è partito molti anni fa per iniziativa di un grande mio predecessore, Monsignor Lino Cusinato, che devo ringraziare pubblicamente. Ha avuto l'intuizione di convogliare in un centro appropriato tante opere preziose del nostro Duomo. Con questa dichiarazione di intenti, questa voglia di collaborazione, io credo che qualche opportunità la si possa anche reperire. Tentar non nuoce.